Ben ritrovate e ben ritrovati nello studio podcast di Sardegna Gol. Oggi siamo in compagnia di Stefano Schirru di Alleanza Sardegna. Ciao Stefano, grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Come sta andando questa campagna elettorale? Come tutte le campagne elettorali, molto veloce, anche perché è iniziata tardi, vista la designazione del candidato presidente e la composizione della coalizione, che è stata un po' ritardata rispetto ai normali periodi di campagna elettorale, però stiamo incontrando molte persone, stiamo girando nei territori e ci piace ascoltare quelli che sono gli umori e malumori delle persone, anche perché è importante l'ascolto per poter poi essere i rappresentanti degli elettori, i rappresentanti dei sardi. Nel corso di questa XVI legislatura hai ricoperto il delicato incarico di Presidente della Commissione Bilancio. Se è vero che in politica bisogna spendere tutte le risorse, riflettendo sulle somme che invece non sono state spese nel corso di questa legislatura, cosa secondo te non è andato per il verso giusto in quest'ultimo mandato? Allora, l'analisi va fatta in maniera un pochettino più ampia. Allora, c'era la necessità di riappianare il bilancio della regione e questo è stato fatto. Il problema della mancata spendita di alcune risorse è legata sicuramente a un problema atavico della regione, ma non solo della regione Sardegna, ma di tutte le amministrazioni, ovvero che è quello legato alla burocrazia. Uno degli obiettivi nostri per la prossima legislatura è quello di cercare di snellire le procedure burocratiche, che sono quelle che talvolta non consentono di spendere i denari. I denari vanno spesi, vanno allocati nel modo giusto. Bisogna trovare una formula importante che sburocratizzi e velocizzi la spendita di queste risorse. Legislatore e esecutivo nella prossima legislatura dovranno essere chiamati a rispondere a nuove e vecchie sfide. Su quali interventi bisognerà subito intervenire nel primo anno di governo, chiunque vinca il prossimo 25 febbraio? Abbiamo all'interno del programma inserito alcuni punti, ma sicuramente bisognerà partire dal problema più importante, che è quello, a parer mio, legato alla sanità. Legato alla sanità significa che bisogna immettere nel sistema sanitario nuovi professionisti sanitari, perché oggi il problema vero della sanità è la carenza di professionisti. Abbiamo diversi settori, diverse specialità che sono carenti nel sistema e bisogna intervenire anche con l'università per allargare il numero di specializzandi, per aumentare il numero di professionisti. Penso a tutte le professioni sanitarie che oggi sono carenti e quindi va fatto un ragionamento in senso ampio, coinvolgendo anche l'università, perché è intollerabile che ci siano a Cagliari solo 30 posti per infermieristica, pochi posti per tecnici di radiologia, pochi posti per tecnici di laboratorio, per assistenti sanitari e quant'altro, perché gli ospedali hanno necessità di personale. Non è un problema legato alle strutture, perché un vecchio amico medico di esperienza mi ha sempre detto: per fare buona sanità non c'è bisogno tanto di strutture, perché tu puoi fare della buona sanità anche in una stanza con un buon macchinario e un buon medico. Ciò che fa buona sanità sono i professionisti sanitari e quindi abbiamo bisogno di loro, che ringrazio anche per tutto il lavoro che stanno facendo, perché comunque riusciamo, nonostante tutto, a dare risposte ai territori, dare risposte ai pazienti e tra l'altro abbiamo trascorso anche 2 anni importanti legati al Covid, che hanno messo a dura prova le nostre strutture, e grazie a tanti professionisti impegnati siamo riusciti comunque a uscire anche da questo periodo, da questa crisi che ci hanno messo a dura prova.
Se ricordo bene, diciamo che la tua carriera politica è iniziata 23 anni fa, insomma, nella circoscrizione di Pirri, poi sei passato al Consiglio Comunale di Cagliari, diversi mandati e poi l'approdo in Consiglio regionale. Una cosa che è emersa nel corso di questa ultima legislatura, la confusione tra il ruolo di legislatore e di amministratore locale di tantissimi consiglieri e consigliere alla loro prima esperienza. Non essendoci più le scuole di politica, come spesso si dice, alla fine come si può fare esperienza e soprattutto è possibile agevolare l'ingresso di chi non ha mai fatto gavetta in un'aula così importante come quella del Consiglio regionale? Ma allora, fare la gavetta come in tutti i mestieri è necessario. Chi parte dal basso per poi arrivare anche ai vertici ha sicuramente una visione più ampia e più completa. Ciò che mi ha insegnato il ruolo di consigliere di circoscrizione e poi il ruolo di consigliere comunale è stato sicuramente stare in mezzo alla gente. È importante stare in mezzo alla gente, è importante ascoltare le persone, perché in quella maniera, in quel modo riesce a rappresentare veramente le loro istanze, riesce anche a capire quelle che sono le problematiche, e questo ti aiuta poi quando arrivi anche a fare il legislatore a capire come intervenire e dove intervenire. Il contatto con le persone è sempre molto importante, ti aiuta particolarmente. Si vede la differenza tra chi ha ricoperto il ruolo di amministratore, chi ha fatto il consigliere comunale, chi ha fatto il sindaco e poi approda in consiglio regionale rispetto a chi non ha mai svolto questi ruoli. C'è una differenza sostanziale anche nell'approccio con l'elettorato, con la politica e anche come si propongono poi le istanze dei territori. Guardando un attimo a questa campagna elettorale, quello che è successo negli ultimi 2 mesi in particolare, come spieghi il passaggio del Partito Sardo d'Azione da partito egemone a formazione di importanza secondaria? Secondo te cosa ha impedito di consolidare l'exploit del Partito Sardo d'Azione anche in questa elezione? Ma quando si governa si è sempre sotto il giudizio di tutti. Quindi governare è molto più difficile che fare opposizione, perché non riuscirai mai a soddisfare tutte le istanze che vengono sottoposte. Quindi c'erano delle grandi aspettative, il Covid ha creato non pochi problemi, non solo al tessuto politico, ma conseguentemente anche Economico, sociale. all'economia, al tessuto sociale. Quindi credo che sia attribuibile a questo, perché c'erano delle forti aspettative. Io credo però quello che è mancato sia intanto una campagna di comunicazione, perché sono state fatte delle cose molto importanti ma sono state scarsamente comunicate. Questo l'ho detto più volte, l'hanno detto anche i colleghi, però da questo punto di vista non abbiamo saputo dare delle risposte in termini di comunicazione. Credo che il Partito Sardo sia un grande partito, ha una storia, però anche noi ci siamo voluti non staccare, perché siamo nella stessa coalizione, però abbiamo voluto creare un soggetto alternativo. Questa alleanza Sardegna. Esatto, abbiamo creato un contenitore politico a vocazione sardista e liberale, per dare la possibilità anche ad altre persone del mondo della società, con esperienze anche in amministrazioni comunali, di poter dirla loro, di far parte di un progetto e di lavorare per il bene e l'interesse della Sardegna all'interno della coalizione di centrodestra. Il candidato della coalizione di centrodestra, Paolo Truzzu, diciamo che in questi 5 anni, perlomeno sentendo un po' il sentiment dei cittadini, non sembrerebbe aver brillato nel corso di questo mandato. Andando oltre il rigore a porta vuota che sembrerebbe aver fatto il centrosinistra spaccato tra Campolargo e coalizione larga di Renato Soru, ritieni sia il candidato Truzzu quello più idoneo a guidare questa coalizione verso la vittoria e soprattutto a tenere unita questa coalizione anche in caso di vittoria dopo il 25 febbraio? Allora, Paolo Truzzu ha avuto il pregio di riuscire a compattare la coalizione di centrodestra, quindi è stato ritenuta la persona più idonea a governare, a cappeggiare
il centrodestra unito. Fare il sindaco di Cagliari è un ruolo di grande prestigio. Posso dire che per chi ama fare politica l'ambizione più grande è quella di arrivare a fare il sindaco della propria città, del proprio paese. Lui ha governato con delle difficoltà perché si è trovato un lavoro impostato da 10 anni precedenti di centrosinistra, però ha governato come un buon padre di famiglia. C'erano delle risorse che rischiavamo di perdere e ha messo in 448 in piedi dei cantieri per abbellire la città, per far crescere la città. Sappiamo che i cantieri creano disagio all'interno della città, però noi non possiamo avere una visione di breve periodo. Chi governa deve avere sempre una visione di lungo periodo e lui l'ha avuta. Abbiamo evitato di perdere 270 milioni di euro al Comune di Cagliari che abbiamo messo in campo per i lavori pubblici e credo che i sardi abbiano capito questo e che siano ben felici di poter avere un candidato presidente, ci auguriamo anche un presidente che ha una prospettiva di lungo periodo, che tiene al bene della città e che non ha avuto neanche l'esigenza di utilizzare uno slogan in città, perché Paolo Truzzu non ha bisogno di slogan. Paolo Truzzu è una persona per bene, è una persona capace, una persona che abbiamo intenzione anche di aiutare per la prossima legislatura a fare il bene dei sardi, il bene della Sardegna, lavorare anche su tutte quelle iniziative che necessitano di tanti sacrifici. Ragionando proprio su queste elezioni del prossimo 25 febbraio, che cosa ti preoccupa di più? L'astensionismo, il voto cosiddetto utile o chi all'interno del centrodestra sta, diciamo, sperando nella sconfitta di Paolo Truzzu? Ma io non credo che nessuno candidato con Paolo Truzzu che fa parte della coalizione di centrodestra possa sperare in una sconfitta, perché la sconfitta di Paolo Truzzu non è la sconfitta del candidato presidente, ma sarebbe la sconfitta di tutti. Intanto con la vittoria sua possono sperare più consiglieri di essere eletti, più candidati di essere eletti, e poi all'interno del centrodestra credo che si stia lavorando tutti uniti per la vittoria della coalizione, anche perché siamo una forza di governo che ha una rappresentanza anche nazionale e non c'è condizione migliore rispetto a quelle avere un governo di centrodestra in Regione Sardegna e un governo di centrodestra a livello nazionale, anche per poter portare avanti tutte quelle istanze che hanno bisogno del dialogo e della collaborazione con il governo romano. Penso al problema dei trasporti e della continuità territoriale, che speriamo di poter risolvere una volta per tutte, dialogando con il Ministero dei Trasporti, dialogando con Bruxelles, e quindi c'è bisogno di convergenza da questo punto di vista. Parlando invece di programmi per i prossimi 5 anni, che cosa ha in mente di fare Alleanza Sardegna e in generale questo centrodestra nella prossima legislatura, che sarà la 17ª? Ma di sanità, dell'esigenza di sistemare un po' la questione della sanità per dare risposte celeri ai pazienti abbiamo già detto. L'importanza della continuità territoriale e di garantire un sistema efficiente di trasporti anche per l'abbattimento dei costi che creano un gap rispetto alle altre regioni d'Europa danneggiano i nostri produttori, i nostri agricoltori, le nostre imprese artigiane, tutto il mondo produttivo della regione Sardegna. Questo è sotto gli occhi di tutti. Un passaggio importante secondo me è quello legato all'Einstein Telescope nella Valle di Sosenatos. Esatto, questo può rappresentare per tutta la Sardegna, non solo per la zona del Morese dove verrà installato l'Einstein Telescope, ma per tutta la Sardegna un'opportunità in termini di crescita, in termini di conoscenza, perché verrà investito 1 miliardo di euro per creare quelle infrastrutture
necessarie per ospitare questo importante progetto. E capiamo bene che 1 miliardo di euro servirà per migliorare l'asse viario regionale, per creare nuovi sistemi di formazione, per migliorare le scuole. Ci saranno degli ingegneri che arriveranno qui per lavorare e trasferiranno anche le loro famiglie. Ci sarà nuovo personale che verrà assunto e che verrà anche da fuori. Ci saranno tante opportunità, quelle nuove realtà che secondo me faranno crescere veramente la regione, perché noi stiamo concorrendo a livello europeo su questo progetto, ma questo è un progetto di rilevanza mondiale e crediamo che si debba molto puntare su questo. Adesso abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, ci stiamo sempre più avvicinando al risultato e crediamo che questa possa essere la vera opportunità per il futuro della Sardegna. Per far questo dobbiamo impegnarci anche noi migliorando tutti gli altri servizi, però ci sarà un indotto molto importante che farà crescere in maniera rilevante l'economia della Sardegna. E per quanto riguarda il lavoro, la formazione professionale, che cosa avete in mente di migliorare rispetto a quello che si è visto negli ultimi lustri? Ecco. Ma la formazione è un aspetto molto importante, anche perché stanno andando a scomparire una serie di professionalità e di professioni. Pensiamo a quelle artigiane. Secondo me dobbiamo allocare delle risorse importanti per dare la possibilità a molti giovani che non hanno la possibilità di studiare, che non hanno neanche la voglia di studiare o che semplicemente hanno una grande manualità di imparare un mestiere, imparare un'arte e poter spendere questa nuova professionalità in campo lavorativo. La formazione ha sempre rivestito un ruolo importante all'interno della società e crediamo che debba essere alla base di un progetto futuro di sviluppo e di creazione di occupazione. Stefano, nel corso di questa legislatura hai prima fatto parte della Commissione Sanità e poi dopo sei stato nominato presidente di questa Commissione Bilancio. Quali sono secondo te le milestone, i risultati che pensi di aver portato in dote alla Regione Sardegna? Ma io all'inizio della legislatura avevo assunto un impegno. L'impegno era quello di portare avanti una legge sui disturbi allo spettro autistico. La nostra regione, come sapete, è la prima regione d'Europa con il più alto numero di soggetti affetti allo spettro autistico. Mancava una legge regionale che potesse coordinare tutto il sistema, nel senso che non si creava rete, non esisteva una rete perché Sassari non sapeva cosa facesse Cagliari, Nuoro non sapeva cosa facesse Iglesias e così via. Abbiamo cercato di mettere un po' d'ordine, questo l'abbiamo fatto di concerto con le famiglie dei soggetti autistici, con il personale sanitario che si occupa di questa problematica. L'abbiamo fatto con le associazioni e abbiamo ottenuto un ottimo risultato, anche perché la legge di cui sono stato relatore e primo firmatario è stata approvata all'unanimità. L'altro aspetto che mi preme ricordare sono i 20 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione nel triennio per l'acquisto degli ausili per i soggetti diabetici. Noi purtroppo abbiamo anche questo primato. E recentemente, prima della chiusura degli ultimi lavori nella legge, nella variazione di bilancio, siamo riusciti, anche nella legge Omnibus, siamo riusciti a inserire la Sardegna, allocare le risorse per inserire la Sardegna nello screening del tumore al polmone, che è la seconda causa di morte per gli uomini, la terza per le donne. E purtroppo noi, pagandoci interamente la sanità, come sappiamo, a seguito di una politica sbagliata di anni precedenti. Ti riferisci all'accordo Soru-Prodi? Esattamente, sì. Noi ci paghiamo interamente la sanità, quindi non facevamo parte della rete RISP, quindi la rete italiana per lo screening del tumore al polmone. Abbiamo allocato le risorse per poter procedere da questo punto di vista, anche perché riteniamo che ogni soldo, anzi questo è un dato che non dico io, ma le autorità mondiali in campo di sanità affermano che ogni euro speso in prevenzione equivale a 3 euro di risparmio della spesa
sanitaria, tra l'altro anche dando un servizio alla popolazione. Praticamente questo sistema che abbiamo finanziato prevede che i soggetti dai 50 ai 75 anni che fumano, che hanno smesso di fumare da meno di 10 anni, possono essere sottoposti a un esame di THC spirale, quindi a basso dosaggio, dove vengono individuate le possibili cellule tumorali che poi si potrebbe intervenire. Capiamo bene che una THC spirale costa un centinaio di euro, quindi con pochi denari si può evitare un problema sia al paziente ma un problema a tutto il sistema sanitario. L'altro aspetto invece è stato quello dello screening prenatale, ovvero già dal quinto mese, dalla quinta all'8ª settimana di gravidanza si può fare un prelievo alla madre, perché all'interno del sangue è contenuto il 20% del sangue del nascituro, e con questo sistema vengono fatte una serie di analisi che possono evitare alla partoriente, alla donna in gravidanza, di fare l'amniocentesi, che è un esame invasivo che comunque ha una mortalità da 1 a 6 bambini ogni 1000 nati. Questo esame verrebbe circoscritto solo in caso di positività. Anche questo a livello nazionale in tante regioni è stato introdotto. La regione Sardegna non doveva essere seconda a nessuno, e con questo sistema cerchiamo di abbattere anche quelle discriminazioni tra chi si può pagare l'esame in privato e chi non se lo può pagare. Credo che siano state delle azioni molto responsabili. Speriamo presto di poter mandare avanti anche tante altre iniziative da questo punto di vista. Grazie Stefano di essere stato con noi oggi a Sardegna Gol, e noi ci vediamo al prossimo podcast. Ciao a tutti. Grazie a tutti.